di sale, sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti, io rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Gino, dimmi la verità, Gino. Dimmi la verità. Non hai voluto farla aspettare, vero? Non hai voluto farla star sola. Gino, cosa hai scritto per lei stavolta? Quale capolavoro hai scritto per lei stavolta? Che avevi così tanta fretta di fargliela ascoltare. E anche lassù vi siete dati il vostro appuntamento. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto ti vedrò spuntare in lontananza.
non esisto. È cambiato il tempo e sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirti, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Sarebbe scontata, sarebbe banale, lui era veramente un poeta e quando viene a mancare una pedina così importante nella scacchiera della musica italiana, la musica diventa zoppa. Mancherà sempre. E continuiamo con questo ricordo in questa prima parte di Casa Piretti. Benvenuti amici, sono le 20:11, 348 80 40 254 il numero per fotografie, richieste, saluti, messaggi. Questa sera niente barzellette, non le manderemo in onda, anche per una sorta di rispetto ad un grande. Vogliamo continuare questo omaggio, questo ricordo a Gino Paoli. Dico vogliamo perché non sono solo. Signore e signori, qui con me Claudio Jackie Music. Buonasera Claudio. Buonasera a tutti, buonasera amici, buonasera Enrico. In un'altra delle sue canzoni più famose, Quattro amici. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più, che una donna ad un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi parole. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava di tutta onestà, individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino e un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi
State cantando con noi amici a casa, insieme. C'ho al bar che hanno voglia di cambiare il mondo. E adesso facciamo un salto su un brano di Vasco Rossi, perché lui chiudeva così questo brano. Siete pronti? Cantate con noi tutti. Benvenuto ufficiale a Claudio. Ciao Claudio. Grazie Enrico, è sempre un piacere. In una serata, in un giorno dove stamattina la nostra scaletta è stata stravolta e quindi insomma abbiamo tra virgolette improvvisato, che poi improvvisato non è la parola giusta, perché qualsiasi cosa abbia scritto Gino Paoli la conosciamo tutte, resterà per sempre. Per chi come noi piace la musica, ma non solo piacciono le parole, piace trasmettere un'emozione, e la prossima canzone è forse tra le 3-4 più belle che ha la musica, ma soprattutto parlando del testo, perché scrivere una lunga storia d'amore. Beh, ragazzi, già solo il titolo è meraviglioso. Sei pronto? Prontissimo. E allora cantiamo tutti insieme. Vai. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, possibile che fra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.
Cos'altro dire se non un enorme grazie Gino, grazie Gino. E adesso andiamo a leggere, stanno già arrivando tanti messaggi, andiamo a leggerne qualcuno. Dai. Così torniamo un po' sulla nostra scaletta ufficiale ne avevamo già parlato in settimana. È vero. Poi comunque continueremo in queste puntate a omaggiare il grande Gino Paoli. Regia, dai, un po' di messaggi così, dai, i primi 10, poi so che ce n'è tanti, però andiamo già a leggere i primi 10. Vai Paolino. Leggi pure. Il tuo aiuto nel valorizzare molti giovani, chiamandoli ad esibirsi dal vivo, li rende forti e rinsaldano i valori espressivi personali. Grazie a nome loro, da parte mia, saluti, Rotellini Carlo da Corio. Grazie Carlo, bellissime parole. Io adoro avere amici in questa stanza che cantano insieme a me. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Claudio, Jackie Music, faccio gli auguri di buon compleanno a mia mamma Cosima Gasbarro, che ieri ha spento 86 candeline. Buona serata da Mesagne, Brindisi, Puglia. Buona serata Antonio, primi ceri dalla Puglia. Auguri signora, tantissimi auguri a mamma Cosima. Devo dire che ciao Antonio, ha un figlio che è stupendo e ci segue ormai da 6 anni, e quindi signora brava, l'ha allevato bene. È vero. Auguri. E poi abbiamo un abbraccio ad un grande cantante da Mimina e Pina. Loro ci sono, loro per te ci sono sempre. Grazie Minina, grazie Pina. Ciao, buonasera Enrico, vai. Buonasera a tutta Casa Peretti. Se n'è andato anche un altro mostro sacro della musica. Domani o in seguito puoi cantare qualche pezzo di Gino Paoli? Ti ringrazio Marco da India. Marco, ti abbiamo anticipato perché era doveroso farlo, quindi grazie Marco. Torneranno altri pezzi di Gino Paoli nelle prossime puntate. Finalmente divanetto, copertina e seguire Casa Peretti con il nostro ospite preferito, mamma e papà. Grazie mamma, grazie papà. Come si chiamano mamma e papà? Angelica e Mario. Sempre loro. Sempre Angelica loro. e Mario. Non hanno ancora cambiato nome. Vabbè. Casa Peretti è stellare, lo dice Dani. Addirittura, grazie Dani, ma le stelle sono lassù. Noi siamo qui a Luserna San Giovanni, a casa mia, e quindi si canta insieme. Oh, grande nipote, nonna Raffaella e nonna Elisa, le due nonne. La nonna Raffaella e nonna Elisa. Grazie, buonasera anche a voi. Ciao Enrico, stasera potresti fare una canzone di Gino Paoli, tanto che ci ha lasciato. Buona serata Silvia da Montalciata. Vedi, i nostri telespettatori sono talmente affezionati che loro già alle 8 esatto scrivono i messaggi, perché gli ultimi che scrivono non abbiamo mai tempo di leggere, quindi grazie. Ciao ragazzi, ciao Claudio, ricordati il gilet, Milena, il gilet. Il papillon, Milena, il papillon. Allora la prossima volta possiamo anche, metti anche il gilettino. Mettiamo anche il gilettino. Vabbè. Ci organizziamo, Milena. Grazie. Ciao Milena. Ma non è una canzone per caso il gilet che ti ha richiesto Milena? No? Può anche essere. Jackie, ti amiamo, la tua famiglia. Oh, questo affetto, questo bello, bellissimo. Buonasera a tutta Casa Peretti. Enrico saluta anche l'ospite. Ciao Andrea di Borgo Manero. Ok, ancora un messaggio regia, poi continueremo a fine del prossimo tempo. Ciao Enrico, ormai sei diventato l'appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Postazione sul divano e vai a cantare. Viva Casa Peretti, Davide da Torino. Mi fa piacere questo. Benvenuto nel mio mondo. Grazie Davide. Mi raccomando, fai pubblicità domani in giro a Torino. Di cosa fai dalle 20 alle 21, che magari qualcuno lo becchiamo, ok? E andiamo dalle 19 alle 20, cosa scrivi? Ma la regia mi scrive dalle 19 alle 20, sei pazzo Paolino? Cosa scrivi? Dalle 20 alle 21, sono le 20 e 24. Io mi faccio trasportare dai consigli di un pazzo. L'isola che non c'è, dai, cantiamo insieme adesso, va. Ah, il messaggio? Non ho capito, vabbè. Poi me lo spieghi Paolo. Seconda stella a destra, questo è il cammino. Poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che
può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio e maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Allora, la regia mi ha corretto un messaggio, quindi non è un errore della regia, ma Davide, che ha scritto dalle 19 alle 20, invece dalle 20 alle 21. Mi raccomando, dalle 20 alle 21. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, Ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, poi dall'isola che non c'è, E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Difficile che sia più pazzo di me, come mi ha scritto la regia, mi fa il pazzo e Peiretti. Sì, hai ragione Paolino. Aspetta Ci che proviamo, siamo andati proviamo. anche fuori fuoco, sì, hai ragione. Però ho letto al volo, perché poi la chat, mentre canto, presento e butto diciamo anche che- l'occhio sulla chat. Ho detto, ok, mi sono confuso l'orario, eppure No. convinto che vado in onda in diretta dalle 20 alle 21 e no, invece no, era il messaggio di prima. Grazie Paolo, scusami, non ho capito. E adesso andiamo su Cesare Cremonini, Marmellata numero 25, da quando Baggio non gioca quando più, Baggio non gioca da più, quando Senna non corre più. Una canzone piena di nostalgia, ma piena di verità e piena di bellezza. Sei pronto? Prontissimo. Prontissimo, come sempre. Siete Claudio, pronti a cantare con noi? vamos. Questa la sapete per forza. Ci sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa e tutta stropicciata. Nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata. Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo è ancora in questa casa, proprio lì dove ti ho immaginata. C'eri tu.
ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata, proprio lì dove ti ho incontrata. Non ci sei più. Ah, da quando Senna non corre più. Ah, da quando Baggio non gioca più. Oh no, no, da quando mi hai lasciato pure tu. Non è più domenica. E non si dimentica. Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata. Tempo che davo all'amore lo tengo solo per me. Ogni volta che ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu. L'ho trovata. E a Claudio piace la marmellata? Sì, Ti piace preferisco la marmellata? Nutella. Non si può dire. La crema al cioccolato crema con le alla nocciole. nocciole. Ma marmellata di cosa? La marmellata no, mi piacciono diversi tipi di marmellata in realtà, apprezzo, solo troppo dolce no, quindi in realtà È come il croissant, no? Vai al bar, adesso è cambiato un po' tutto, perché una volta c'era il cornetto classico, l'albicocca. Adesso tu entri in un bar al mattino, soprattutto al mattino presto, e ti trovi la Macedonia. Allora, il vegano, pere, cioccolato e menta. Carbone vegetale. Frutti di bosco rossi, gialli e verdi. Ti trovi una sfilza di croissant che non finiscono più, che dici, boh, sto qua mezz'oretta e scelgo, però non hai il tempo, quindi io vado sempre sul sicuro. Marmellata classico, il cornetto con la marmellata d'albicocca e non se ne parla, non se ne parla più, perché altrimenti ti confondi vero. e non riesci più a capirne niente. Senti già un po' di profumo d'estate. Siamo sì, appena sì, entrati sì. in primavera, ma quanta voglia d'estate, quanta sì. voglia d'estate Tanta che voglia, abbiamo. Voglia di piscina. Tutti con noi. Notte di mezza estate, feste improvvisate, diavoli alle chitarre, ma angeli sotto le stelle. Sogno di mezza estate, beati o voi che entrate nel giro degli ammaramenti, miracoli e tradimenti. Forse l'estate o forse pazzia, ma so che stanotte ti porterò via. Che c'è nell'aria, c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa di speciale in questo cielo blu, dipinto di blues. Notte di mezza estate, coppie scomunicate, diavoli sulla cresta dell'onda, angeli sull'altra sponda. Forse l'estate o forse pazzia, ma so che stanotte diventerai mia, perché c'è nell'aria e c'è stasera, c'è qualcosa che non sai cos'è, ma sai che c'è nell'aria e c'è stasera,
subito di blues. Bellissimo. Bella Bellissimo. energia questa sera in casa Peiretti. Adesso stavo pensando che Paolo in regia nelle prove mi ha detto che la prossima che cantiamo fu la canzone dell'estate del 1995. Fammi fare un calcolo, 82, 90, quanti anni avevo nel 95? Se sono nato in 82, questo è un bel dilemma. Me lo stai facendo fare a me. Forse 13, se non sbaglio 13, no? 82, 92, 13 anni, quindi non me la ricordo. Però tu l'hai fatta molto bene nelle prove, mi hai anche emozionato, perché è un brano straniero, io non sono amante della musica straniera e i nostri amici lo sanno, ma questo mi piace. Questo mi piace perché, signore e signori, arriva Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. Wasting my time, I got nothing to do. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, driving around in my car, driving too fast, I'm driving too far. Like to change my point of view. It feels so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a young lemon tree. I'm turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Da 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 dee da 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 dee da da dee da. I'm sitting here, I miss the park. I'd like to go home, I'm taking a shower. My head is in the crowd inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want it. I've got a lemon tree sleeping around here. There's a big joy. Baby, anyone will get another toy, and everything will happen. And I wonder, to thee, I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Claudio, per Enrico voi. con l'inglese. Sì, mi hai convinto, proprio mi hai trasportato in questo brano, ero lì entro. Allora, amici a casa, le prossime richieste in inglese solo per... No, non ci provate nemmeno, ma proprio non ci provate nemmeno, non ci provate. L'ho scoperto io, Claudio, l'ho scoperto io, però mi raccomando, ciao Pippo, anche lui, ciao Pippo. Vabbè, Bellissimo. Pubblicità. E allora, mio caro Claudio, cosa ne dici se andiamo ancora a fare una carrellata di messaggi? Assolutamente Vediamo un sì. po', vai Paolino in regia, vai Paolino. Nel frattempo potete ancora mandarne, Buonasera ragazzi, è sempre bello sentirvi, bravo Claudio, ciao da Grazia e Giorgio che Grazie, salutiamo. grazie, Giorgio. Grazie, ciao Giorgio, ciao.
Gita in montagna oggi per festeggiare i 48 anni di Aldo. Bellissima giornata, neve ancora decente, relax super, ne avevamo bisogno. Un abbraccione a tutti voi, ai Cebani e ai Langhet. Anna, Umbe e Ludo da Busca. Bravi ragazzi, che bella gitarella che avete fatto. Avete preso anche una bella giornata e questo non guasta. Buonasera Enrico, buonasera Claudio. Bello l'omaggio a Gino Paoli. La musica è gioia ma anche tristezza. Grazie per le emozioni che tu e i tuoi ospiti trasmettete sempre. Un affettuoso saluto, Stefania da Rondissone. Grazie Stefania, grazie mille, Stefania. grazie ancora, grazie. Non hai voluto farla aspettare, frase che mi ha colpito al cuore perché è sicuramente così. Grande Gino, grande Ornella, un bacio Sonia. Grazie Sonia, Grazie, Sonia. grazie. È la prima cosa che mi è venuto in mente quando il mio manager stamattina mi ha dato la notizia. Mi è proprio venuto questo flash, no? Come sempre, Casa Peretti dà un bellissimo ricordo ad un grande della musica. Grazie mille amici, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Grazie Alessandria, ciao Giovanni, ciao Silvia. Grazie ancora, grazie. Ciao Enrico, che emozione, da brividi le canzoni di Gino Paoli, il pianoforte e le tue riflessioni. Semplicemente grazie Enrico. Chiunque tu sei, grazie. Firmate i messaggi. Ciao Claudio, ciao Enrico da Elena. Come fa Ciao, la Elena. nostra amica Elena, che non hai tante parole ma lei il messaggio lo firma sempre. Un abbraccio da Milena, Piero and Company. Ciao Milena, ciao Piero, ciao Company. Piero e Company. And Company. Ciao Enrico, mi dispiace molto per Gino Paoli. Un saluto a Claudio, ciao da Fabrizio da Quarona e Simone da Borgosesia. Ciao Fabrizio e Simone. Ciao Fabrizio, ciao Simone, grazie. Ciao. Un onore aver avuto un grande artista della musica italiana, Gino Paoli. Riposa in pace Stefano, Gabriella e Milli. Postscriptum, è possibile sentire il cielo in una stanza? Ciao a tutti. Certo che è possibile, vedremo di farla nelle prossime date di Casa Peretti, già magari da domani, ok? Ciao, sono Giovanni di Carignano, vorrei ascoltare per le mie bimbe Valentina e Sofia per sempre sì di Salda Vinci. Grazie per tutto quello che fate per noi, grazie a voi per essere all'ascolto di Casa Peretti. È stata fatta l'altra settimana, fine dell'altra settimana, se vai su YouTube la trovi, quindi cerchiamo di non ripetere, ma la prossima settimana potrà di nuovo tornare a far parte della scaletta di Casa Peretti. Ciao Claudio, grazie della bella compagnia, un abbraccio a Roby e Norma. Ciao Roby e Norma, sempre un piacere. Grazie. Un saluto saluto. a due ragazze speciali che ci guardano sempre, Daniela e Maggie da Santena. Ciao Ola! Daniela e Maggie. Ola! Adesso lì è un disegno, è un cartone animato, ma la foto vera la vogliamo mandare, la Le foto vogliamo vera. vedere le foto Scusa, vere. la foto vera, il cartone animato, mandate la foto vera. Ciao Casa Peretti in questa giornata che ci ha lasciato un po' tutti senza parole. Un saluto a Enrico e Claudio e Gino. Claudio da Dogliani, grazie Claudio da Dogliani, Ciao, Claudio, grazie. Buonasera Casa Peretti, oggi se ne va un pezzo della nostra vita, un pezzo dell'Italia intera. Grazie Gino, Luciano da Brandizzo. Ciao Luciano. Verità. Ciao. Ciao Luciano, grazie mille. E poi vediamo un po' quanti altri messaggi sono Ciao arrivati. Enrico, bella puntata, grazie Casa Peretti, saluti da Alessandria di Torino. Bravo Claudio, grazie mille. Grazie, Ciao Alessandra, grazie, concordo sul bravo Claudio e concordo anche sul bella bravo puntata. Super Enrico, saluti da Carola e mamma Cinzia da Cavour. Ciao Carola. Ciao Carola e mamma Cinzia. Ciao Cavour, ricordo che a Pasquetta sarò in cima alla rocca di Cavour, in caso di maltempo lo facciamo lo stesso sotto l'ala in basso, quindi prenotate, sono rimasti pochissimissimi posti. Buonasera a tutti e soprattutto a voi da Ross e Dani da Nichelino. Ciao Ross, ciao Dani e Ciao Ross e Dani. Nichelino. Ciao Peretti, buona serata a tutti voi dai tuoi amici Enrico, Caterina di Riva Rossa. Ciao Caterina e anche Enrico. Ciao Enrico, ciao Caterina e soprattutto salutiamo tutti gli abitanti di Riva Rossa. Sei mai stato a Riva Rossa? Sì. Sì? Io no. Io no. Buona serata a voi. Ciao Claudio, sempre bravo. Domenico da Torino. Grazie Domenico. Ciao Domenico, sempre grazie. un piacere. Grazie. Oggi vi guardiamo tutti insieme perché il papà è in ospedale. Siete i migliori. Tommy, mamma, nonna e Virgi. E in bocca al lupo al papà. E insomma, ciao Tommy, ciao mamma, ciao nonna e ciao Virgi. Ma che belli che siete. Grazie per aver scelto di stare con noi in quest'ora. Se la foca non sapesse nuotare affocherebbe. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Ciao Daniela, ciao Luca, ciao Ceva, grazie. Credo di sì, credo che affocherebbe. Sì. Buonasera.
Noi non vi seguiamo tutte le sere, ma ogni tanto passiamo a vedere e sentire qualche canzone. Un saluto da James e Alice da Polonghera. Wow! Grazie. Ciao James, ciao Alice, ciao Polonghera. Se avete qualche idea su qualche canzone che volete sentire, scrivetecelo. Eccoci qua, che dire Enrico, sempre al top. Minox e Vizio, ciao ragazzi, ne vedrete delle belle con Minox e Vizio nell'altro programma che si chiama DJ7, che va in onda tutti i giovedì alle 23:30. Sono stati protagonisti domenica con noi, abbiamo registrato una puntata che andrà in onda più avanti, però ogni giovedì sera un DJ nuovo, una storia, come dice Arianna, da raccontare, quindi non vi perdete DJ7 alle 23:30 tutti i giovedì. Un saluto ai miei bimbi Virginia e Tommaso, a mia moglie Simona, mia suocera Carmela. Io sono ricoverato ma torno presto e questo è una bella notizia, torno presto, l'importante è quello, e salutiamo anche tutti. Bravissimo il ragazzo, canta benissimo, complimenti da Barbara B. Grazie Barbara. Barbara B. Molto bravi e divertenti. Anche questa sera ci rallegrate con i vostri sorrisi e le vostre voci, papà. Grazie papà. E il babbo! E il babbo, sempre Viva presente. il babbo! Come sempre un'ottima interpretazione di Claudio. Bravo Enrico, bravo Claudio, lo dice Mario con tanto di cuoricino. E io saluto Ciao, tutti Mario. quelli che si chiamano Mario all'ascolto. Mio nonno si chiamava Nonno. Oh. Nonno Mario. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gino Paoli, La gatta, dedicata alla mia Iris, che non c'è più, purtroppo mi manca, lo so. I gatti, io ne ho avuti tanti nella mia vita, e guarda che bella che era, ne ho avuti tanti e ne ho due. L'unico difetto di queste creature meravigliose che vivono meno di noi, quindi dobbiamo mettere in preventivo che noi li vediamo andare via. È difficilissimo, ma dobbiamo pensare che succede. Ma fa malissimo, lo so, ho sofferto tanto anch'io. Bravissimi, un abbraccio forte, Mario Antonio. Ora, Ciao Mario e Antonio. quanti Mario stasera, la serata di Mario. Mario di qua, Mario di là. Ciao Enrico, complimenti a tutto lo staff, ci fate passare delle serate spensierate. Puoi mandare un grosso saluto ai miei due amori Cinzia e Marica, che questa sera sono al concerto di Achille Lauro. Un abbraccio Lotto. Wow, sarà di sicuro un gran concerto. Mandiamo tutti gli abbracci possibili e immaginabili. Bravissimi ragazzi. Elena da Venaria Reale. Ciao Elena, Ciao, grazie Elena. Venaria Grazie mille. Reale. E poi Un caro saluto a tutti voi, alla brava Azzurra, Meo Tomatis, orchestra da Fossano. Ciao! ciao brava Azzurra, ciao Meo Tomatis, ciao orchestra, ciao Fossano, Ciao ciao tutti. anche al ciao. Diciamo ciao anche al ciao. Ragazzi, sempre al top, dai è tutta, dai è forte, pupa e pupo. Oh, finalmente c'è Pupo che ti ascolta. Io Finalmente. sono anni che canto le canzoni di Pupo e finalmente pensa che sua moglie l'ha chiamata Pupa e Pupo, belli. E di nuovo Barbara B che ci Belli e bravi. scrive. Grazie, Ciao Barbara. Barbara B. Ciao da Peiretti P, Barbara B, Claudio C. In originale da Santena, Daniela. Posso dire meglio l'originale? E brave, bravissime, bellissime, complimenti. Cantano anche secondo te? Secondo Perché me se sì. cantano anche, prossima volta che vieni facciamo facciamo in 4 come i Pooh. Va bene? Benissimo. Come i ricchi e poveri una volta. In originale, l'ho già letto questo messaggio. Comunque complimenti a Daniela e Maggie, bravissime. E poi cosa abbiamo? Anche la regia davanti alla foto di Daniela e Maggie. Ciao. Si è bloccato. Paolino, ciao. Io, il mio gatto, ti salutiamo. Bene, grazie. Salutiamo te, il tuo gatto. Mi fai sentire Sapore di sale di Gino Paoli. Abbiamo iniziato con Sapore di sale questa sera, con un pezzettino l'abbiamo cantata e suonata. Grazie, bellissimo anche il tuo micione. Bene, 20:55. Chiudiamo questa puntata con un brano che non è mai stato eseguito in Casa Peiretti. Mai. Sicuro? Sì. Tu di sì. L'hai già fatto tu non una è mai- volta? L'hai già fatto? Allora rifacciamo, perché aspetta, come fare per cantare al vostro programma? Devi avere tanta passione per la musica, tantissima passione per la musica, tanto tempo libero, tanta voglia di trasmettere energia e solarità. Quindi questa è la risposta vera per partecipare in Casa Peiretti. Buonasera Casa Peiretti, siete bravissimi e non l'ho più letto quello, regia. Ho detto forse un biella. Bellissimo.
bellissime canzoni, saluti da Daniela Di Biella. Pensavo bellissimi noi, ma ce l'hanno già detto allora, in troppi. visto che siamo Ce l'hanno già detto in troppi stasera. Visto che siamo in diretta non mica mi puoi contraddire così. No, Rifacciamo un brano, signori, un brano che non è mai stato fatto in Casa Peretti, vero Claudio? Verissimo. Non l'ho mai fatto. No. Ti adoro. No, ma dopo 6 anni io magari mi ricordo di averlo già fatto chissà dove, magari a casa sotto la doccia. No, ma poi io sono sicuro. Dopo 6 anni di puntate, io non mi ricordo più cosa avete cantato 4-5 anni fa. Come faccio? Io non mi ricordo cosa ho fatto stamattina, quindi non ti preoccupare. Tu ma fai le domande. Vogliamo dire il titolo? Allora. Sono le 20:56, 3 minuti, che non dura più tanto. Michel Bosè, se tu non torni. Oh, ecco. No, perché l'avevo fatto. Se tu non torni, non tornerà neanche l'estate e resteremo qui, io e mia madre a guardare la pioggia. Se tu non torni, non tornerà nemmeno il sole e resteremo qui, io e mio fratello a guardare la terra. Era così bella quando ci correvi, con il profumo d'erba che tu respiravi. Era così grande se la attraversavi e non finiva mai. Così stanotte voglio una stella farmi compagnia e ti serva da lontano ad indicarti la via. Così amore, 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 dove sei? Se non torni non c'è vita nei giorni miei. Oh, che bel cagnolino. Wow, il mio balzo. Tutto con la B. Resteremo qui, io e mio padre a guardare il cielo. Se tu non torni, non torneranno i bei tramonti e resterò con te a contemplare la sera. Era così bella quando ci correvi, con un profumo d'erba che tu respiravi. Era così grande se la attraversavi e non finiva mai. Così stanotte voglio una stella farmi compagnia e ti serva da lontano ad indicarti la via. Così amore. Se tu non torni è il titolo di questa canzone, ma noi torniamo domani sera dalle 20 alle 21 qui con me Serena. Questa sera il grande applauso e la mia standing ovation va a Claudio Jackie Music. Grazie. Straordinario Paolino in regia, bravissimo. Se volete rivedere questa puntata tra 30 minuti sul canale 83 alle 11:30 di questa sera c'è sul nostro canale YouTube. Grazie per averci ascoltato, seguito, amato e messaggiato. Ci vediamo domani. Ciao Enrico. Ciao a tutti.